Cari amici, buongiorno. Abbiamo anche oggi una diretta su Facebook per parlare del progetto Nuragicamente, che oggi praticamente si conclude. Sono qui assieme ad un amico che è il presidente di Nurnet, Andrea Loddo, con il quale faremo un po' un consuntivo di questo progetto che ci ha visto appunto girare diverse località della Sardegna. Io ne approfitto per ringraziare sin da ora la Fondazione di Sardegna, che ha creduto in questo progetto, e con l'auspicio che questo progetto possa andare avanti il prossimo anno. Colgo l'occasione anche per ricordare gli amici che ci hanno seguito in questi mesi di lavoro. Parlo della Centro, parlo dell'Associazione Amici di Sardegna, parlo della Cascom, parlo di Itinerari di Luce, parlo di Urban Challenger Event, parlo del CRS4, dell'Associazione Sarrocca Onlus e Antonio Gregorini. Bene, non a caso siamo voluti venire qui a Cagliari, a Monteclaro, Andrea, perché è un luogo che se fosse vissuto in epoca nuragica probabilmente lo si vivrebbe diversamente meglio. Cosa puoi dire di questo percorso e del fatto che siamo voluti venire qua oggi, non a caso? Il percorso di Nuragicamente è stato un percorso molto difficoltoso per tutte le situazioni che tutti bene conosciamo, quindi legate a questa pandemia. Abbiamo, il pubblico che ci ha seguito lo sa, abbiamo dovuto rimodulare varie volte il progetto per renderlo compatibile con le varie difficoltà, ma nonostante questo siamo riusciti comunque a portare avanti un progetto interessante, un progetto che potrà avere un futuro e che avrà sicuramente un futuro più avanti. E poi delle novità anche che molti non sanno perché le abbiamo tenute momentaneamente nascoste, e ne parleremo un po' più in là. Lungo strada. Ci vogliamo avvicinare, Andrea, a una delle testimonianze appunto della Cagliari preistorica, della Cagliari nuragica. Questo colle è famoso a tutti, soprattutto per la cultura di Monteclaro, ma c'è un piccolo segreto che vogliamo mostrare, ovvero sia, verosimilmente questa località era stata frequentata in epoca ancora più antica, in epoca preistorica, neolitica, e perché no, forse anche in epoca nuragica sicuramente. Qui abbiamo una testimonianza che non è stata ancora indagata, nonostante gli addetti ai lavori siano stati informati per tempo, grazie alle segnalazioni fatte da Amici di Sardegna, dall'archeologo Nicola Dessì, perché abbiamo un sito che potrebbe essere, usiamo la forma ipotetica, potrebbe essere una fonte o un pozzo nuragico. Direi di avvicinarci per poterlo vedere assieme cogliere alcuni aspetti. C'è una pianta di capperi che da tempo è lì, impedisce appunto la visuale. Eravamo venuti qua 6 anni fa e appena la gente ha visto che stavamo guardando questo pozzo, sai cosa ha fatto? Ha messo un cartello: non toccate la pianta. La cosa più importante sono i capperi. Sì, ma perché io non dico che è una pianta che è molto diffusa, si poteva tranquillamente non distruggere, ma trapiantare. Certo. Quindi questo atteggiamento così, no, a volte che abbiamo come società civile lascia un po'. Sì, è vero. I vari modi, le varie osservazioni che si fanno purtroppo a volte mettono in difficoltà chi dovrebbe da un certo punto di vista curare un lato culturale e dall'altro invece preservare quello che è il lato ambientale, che in questo caso va a inserirsi all'interno di un'area archeologica, perché non può essere chiamata diversamente. Sì, che poi quando organizziamo questa campagna di pulizia sembrava che tra provincia di Cagliari, soprintendenza archeologica e il terzo settore ci fosse finalmente questo connubio, no? Eravamo felici, eravamo veramente ben lieti, anche perché in quell'occasione la soprintendenza utilizzò dei nostri associati per fare gli scavi
con il coordinamento dell'archeologo Nicola De Sì. Trovammo anche delle testimonianze di epoca punica. Più avanti infatti trovammo anche una tomba punica, ma mi vorrei fermare solo su questo aspetto perché nuragicamente per sua genesi, per sua origine, vuole partire e valorizzare soprattutto, ha voluto valorizzare soprattutto il periodo che va dal Neolitico fino appunto alla civiltà nuragica. Bene Andrea, come consuntivo che cosa possiamo dire ai nostri amici? È una speranza che si possa sviluppare anche il prossimo anno il progetto. Vabbè, prima di tutto gli amici credo che si siano resi conto dell'impegno, delle grosse difficoltà con cui abbiamo portato avanti le nostre attività. Penso che in tanti sono felici, contenti, in tanti hanno partecipato, hanno voluto bene a questo progetto, si spera di ripresentarlo anche per il 2021 con nuove attrattive, nuove idee, insomma vedremo di informare il nostro pubblico qualora ci sia nuovamente l'appoggio della Fondazione Banco di Sardegna, che è stata chiaramente fondamentale per tutto lo svolgimento del progetto. Perfetto, a questo punto gli auspici per il 2021 che tu hai già formulato, io credo che sarebbe anche opportuno aggiungere una cosa, vuoi ricordare appunto che la Sardegna è impegnata per cercare di ottenere l'inserimento da parte dell'UNESCO come regione, come cultura che merita un riconoscimento universale, ovvero sia il riconoscimento UNESCO. Cosa possiamo dire per questo anno che verrà? Beh, questa è stata una proposta che chiaramente la Fondazione Nurnet ha appoggiato con il massimo delle proprie competenze, delle proprie capacità. L'associazione La Sardegna verso l'UNESCO ha attivato tutto questo processo grazie all'amico fondatore di Nurnet, Antonello Gregorini, che si sta impegnando e si è impegnato a portare avanti quest'idea molto complicata, molto difficile, ma che comunque sta prendendo la direzione giusta. Questa è la realtà. Questo progetto a mio avviso non potrà che portare nuova luce su quello che è la cultura nuragica, su quello che è la civiltà sarda, quindi partendo, come hai detto tu prima, dal prenuragico al nuragico, e penso che possa essere anche il modo migliore per ottenere anche i finanziamenti più corretti per valorizzarli, questi siti, e soprattutto per proteggerli, perché purtroppo sappiamo benissimo che il disfacimento temporale relativo a questi siti è purtroppo legato all'incuria dell'uomo e al menefreghismo di chi invece dovrebbe ed è pagato per proteggere questi siti. Quindi l'augurio, oltre a questo che hai appena formulato tu, io ne faccio anche un altro, ovvero sia la speranza che nel 2021 questo luogo abbia anche una dimensione culturale, archeologica, storica e valorizzi in pieno queste bellezze che troppo spesso trascuriamo o ignoriamo. Bene, con questo Andrea direi di salutare, di concludere questo intervento. Ti ringrazio, so che ti sei fatto un grande tratto di Sardegna anche oggi per venire a Cagliari e onorare il sito di Monteclaro. L'onore mio di essere qua in un centro cittadino che ospita delle realtà archeologiche che forse pochi centri possono presentare, non certo in questa maniera comunque. Beh, speriamo che chi deve ascoltare ascolti e faccia quello che deve, insomma. Sì, esatto. Grazie, arrivederci a tutti, allora se Dio vuole ci vediamo nel 2021. A Sibili. Ciao a tutti.